Scoppia a Marano la disputa sul futuro della Valle Grotari. WWF e minoranza contrastano un progetto del comune che vorrebbe realizzarvi un polo turistico diportistico residenziale. Armando Mucchino. All'apparenza una distesa di canne tagliata da canali di acqua e melma. In realtà, per alcuni uno scrigno formidabile di biodiversità, per altri un'area strategica per dare a Marano un nuovo polo turistico, diportistico e residenziale. È l'ex valle da pesca Grotari, 12 ettari alle porte del paese, che la minoranza, supportata dal WWF, intende difendere dai progetti del comune, che a sua volta ha avviato l'ennesima procedura di stima, 2,5 milioni di euro, per arrivare a nuove destinazioni. La scorsa sera in Consiglio Comunale Giulia Filippo della minoranza ha dato battaglia. È un'oasi che si è creata da sola in 30 anni. Non è detto che ci saranno posti assicurati di lavoro per i miei concittadini quanto acquisterà un privato. Non è detto che questi soldi arriveranno nelle casse del comune perché le precedenti aste sono andate deserte. Secondo noi sarebbe opportuno valorizzare i prodotti locali, valorizzare il territorio, dare sbocco all'albergo diffuso e creare magari una zona residenziale nella ex Valle Vulcan. E ora il parere del sindaco Mario Cepile. Qui non si vuole certamente cementificare nulla, ma si vuole dare prospettiva di rilancio occupazionale e imprenditoriale a quest'area. Qui è previsto la creazione di un porto da 300 posti barca, è previsto l'insediamento urbano per i residenti e per chi desidera venire a abitare a Marano, è previsto un villaggio turistico e un albergo e poi soprattutto un 30% di tutta l'area dedicato a verde pubblico. Come detto anche il WWF è contrario, il presidente regionale Roberto Pizzutti. La valle è uno dei pochi posti in regione dove ci sia tanta concentrazione di biodiversità, tanti uccelli nidificanti ma anche di passo. Poi c'è il motivo di tutela paesaggistica, c'è il grande problema del traffico delle barche che verrebbero ad entrare. Il sindaco però promette compensazioni. La compensazione dell'area persa in questa Val Grotari è previsto l'ampliamento dell'attuale riserva Canal Novo di altri 85 ettari, quindi se qui andiamo a perdere 14 andremo poi a recuperarne però 85.